lasciate le robe la prossima volta e non osateci più. Questo è il messaggio del giovane Mattias e della famiglia Zanardo alla banda di ladri che hanno scoperto, circondato, affrontato e quindi messo in fuga ieri sera. Tutto inizia intorno alle 20:30 quando l'intera famiglia che abita al piano terra di questa palazzina di via Casoni Susegana sta cenando. Ad un tratto la mamma di Mattias sente dei rumori al piano di sopra e si insospettisce subito sapendo che la vicina è assente. Appena ho sentito qualcosa mi è andata su dalle scale. Appena visto il ladro ha tirato un pugno sulla porta per dirgli di andarsene via. E l'altro ha risposto vai via tu invece. Ladri sfrontati dunque, che sapevano di agire a colpo sicuro. Prima avevano forato un infisso scassinandolo poi con un piede di porco e una volta all'interno avevano iniziato a tagliare una cassaforte con un flessibile a batteria. Una volta scoperti e con le scale sbarrate dalla mamma di Mattias hanno tentato l'uscita dal terrazzo, ma qui c'era il giovane con la sorella. Mia mamma li ha bloccati dentro, io l'ho messo fermo lì, l'unico punto era questo o le finestre per di là. Quindi li avevate bloccati di fatto? Mia mamma sì li ha bloccati sopra, dopo l'unica occasione era questa. E poi è intervenuto tuo papà? Sì, perché sono rimasto bloccato fermo per un po', ma dopo sono corsi dal cancello mio papà e mio zio e sono riuscito a tenere fermi, ma non hanno preso niente per fortuna. Ma sopra di te quindi erano cosa, in tre? Uno era a terra fermo e dopo gli altri due mi hanno salito. A quel punto l'intera famiglia ha affrontato fisicamente la banda su questo giardinetto. Pugni, calci e graffi che Mattias ha subito al volto fin quando uno dei malviventi ha iniziato a colpire il giovane, il papà e lo zio con un piede di porco sulle mani e sulle schiene. Ho subito dei graffi ma non ho capito con cosa, perché ero già con terra col tizio, quindi per me facile non mi sono proprio pensato. Rissa terminata con la banda in fuga che ha lasciato la rifurtiva, gli attrezzi di scasso, la radiolina comunicante con il palo che attendeva in macchina, tutto a terra. A 20 anni hai affrontato da solo i ladri. No, è successo per caso perché ho detto non era edizione di coraggio ma non volevo che prendessero le robe. Ma lo rifaresti? Sì, per proteggere quelli che conosco sì.